Nuovo tracciato per la cabinovia. Il sindaco di Piazza ha chiesto un approfondimento agli uffici per vagliare l'ipotesi di arrivare direttamente a Montegrise e non a Opicina. Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della Sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. ICS al centro di un'ispezione della Guardia di Finanza innescata per controllare la regolarità delle erogazioni pubbliche per milioni a favore del consorzio che si occupa di accoglienza dei migranti. Rotta la principale condotta dell'acqua che serve il comune di Muggia, rischia di rimanere senza l'80% delle case, spiega il sindaco. Lavoreremo anche di notte, supporto dalla Slovenia. La Commissione europea chiede la riapertura dei confini e il ripristino di Schengen. Freddo il governo, la regione sottolinea da capire tempi e modi, ma lo stop non sarà immediato. Operazione credibilità in casa triestina, a varare la nuova era il nuovo direttore generale Daniello. Entro la fine della prossima settimana concluderemo per DS e allenatore. Traffica di foto di avvistamenti di tartarughe in golfo dopo l'appello lanciato alcuni giorni fa dai biologi dell'area marina protetta di Miramare. Circa un esemplare in difficoltà al largo di Grado. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Cambiare il tracciato in salita del progetto della cabinovia Mare Carso e spostarlo verso Montegrise. È l'ipotesi di lavoro sul tavolo del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Sentiamo. Comunque vediamo cosa ci dice il Consiglio di Stato, nel frattempo sto lavorando e vediamo cosa succede. Lavorando a possibili alternative, diciamo così. Lavorando anche a possibili alternative su Montegrisa. Si tratta ovviamente solo di un'ipotesi di lavoro e non di una precisa e acquisita modifica progettuale, ma il sindaco di Piazza ha chiesto agli uffici un preciso approfondimento in materia. L'idea è quella di evitare per la cabinovia il tratto in salita in parallelo al Faro della Vittoria e spostare l'asse verso Montegrisa, dove verrebbero sfruttati gli attuali grandi piazzali retrostanti al Tempio Mariano per realizzare una grande area di parcheggio, ipoteticamente anche multipiano. Inutile aggiungere ulteriori suggestioni perché non è ancora possibile farlo. Di certo l'obiettivo sarebbe quello di attraversare un tratto a carattere di minore densità abitativa. Come farlo nella pratica è ancora tutto da studiare. Il tracciato peraltro andrebbe ad attraversare un'altra ZPS, zona a protezione speciale, dunque con vincoli da superare analoghi a quelli che sono stati affrontati nel caso del tratto da Bovedo a Opicina. Fatto sta, l'ipotesi è sul tavolo di lavoro dell'amministrazione. Intanto, ovviamente, il Comune di Trieste, dopo la vittoria al TAR del Lazio sugli oltre 48 milioni stanziati dal ministro Salvini con fondi del governo in sostituzione a quelli del PNRR, dovrà comunque attendere l'esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato, sia per quanto riguarda la procedura di vinca di terzo livello della Regione che per la VAS della stessa amministrazione comunale. Ho detto che è una grande opportunità per la mia città. Pensate, io abito a Grignano da 25 anni sempre in fila, per cui potrebbe essere veramente un qualcosa anche di aiuto per il traffico. Adesso vediamo, c'è ancora il Consiglio di Stato, sai che in Italia abbiamo la burocrazia che è una cosa folle, è una roba da non credere. Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della Sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto in un comunicato l'associazione Luca Coscioni, precisando che la donna affetta da una patologia neurodegenerativa ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti del soccorso civile che vediamo in queste immagini di repertorio, l'associazione per le disobbedienze civili sul fine vita di cui è responsabile legale Marco Cappato, proprio come per Martina Oppelli. I disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in questura Trieste e poi terranno una conferenza stampa. Il Consorzio Italiano di Solidarietà ICS è al centro di un'ispezione della Guardia di Finanza innescata per controllare la regolarità delle erogazioni pubbliche per milioni di euro a favore del consorzio con sede in via del Lavatoio. Vediamo.
I conti dell'ICS sotto la lente delle fiamme gialle. Il consorzio di solidarietà che a Trieste si occupa di accoglienza dei richiedenti asilo è stato controllato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. Secondo quanto riporta l'ANSA, che ha diffuso la notizia, si tratta di un intervento di natura amministrativa e non vi sono persone indagate e neppure violazioni contestate. Una normale attività di controllo che, secondo quanto appreso dagli ambienti investigativi, mirerebbe a verificare la regolarità delle erogazioni pubbliche per milioni di euro che il consorzio percepisce da enti pubblici statali e locali per condurre le proprie attività per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e protezione internazionale. Come noto, ICS opera in programmi d'accoglienza diffusa mediante la gestione di appartamenti a Trieste, anche fornendo ai migranti assistenza specialistica per le procedure di richiesta asilo. Sul sito di ICS, nella sezione dedicata agli obblighi di trasparenza, vengono riportati i dati relativi al 24, in cui il consorzio ha ricevuto, gestendoli, circa 9 milioni e 500 mila euro. Interpellato da Tele4, il presidente Schiavone ha confermato che le fiamme gialle hanno richiesto di accedere alla documentazione amministrativa e di inviare alcuni file via mail, cosa che è stata fatta nella massima trasparenza. Si è rotta la principale condotta dell'acqua che garantisce il servizio idrico di Muggia. Il sindaco Paolo Polidori poco fa era sul posto e ci ha inviato questo documento video in presa diretta. Vediamo. Zona San Clemente, che praticamente alla fine della grande viabilità, come si vede c'è una rottura importante della condotta idrica, è la principale che arriva a Muggia. Come vedete c'è acqua che esce in maniera importante e questo causa praticamente lo svuotamento del serbatoio e quindi l'80% circa potenziale dell'acqua a Muggia in questo momento rischia di essere interrotta. Comunque c'è già la Cegas che sta lavorando e stanno ripristinando e ovviamente il guasto lavoreranno anche di notte, ma nel frattempo faranno un bypass. Ecco, vedete addirittura che la pressione si è alzato il manto stradale, faranno un bypass con un'altra conduttura più piccola e quindi potrebbe essere che ci sia meno pressione, però lavoreranno anche di notte per riparare il guasto. La novità è che in supporto a questo bypass con la conduttura più piccola nostra, diciamo di Muggia, si utilizzerà l'acqua per la prima volta, forse l'acqua della Slovenia, grazie a quell'accordo che era stato siglato un paio d'anni fa con la Slovenia, appunto in casi di emergenza di poter utilizzare la loro rete idrica. Questa è una cosa assolutamente nuova, però insomma torna utile in questo caso in maniera determinante. Quindi vi terremo aggiornati sulla situazione. Nel frattempo appunto stanno lavorando sul ripristino, sul bypass del collegamento e quindi speriamo che questo non causi notevoli disagi, però insomma stiamo sul pezzo, sono tutti sul pezzo e quindi ci aggiorneremo a breve. La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di sospendere controlli ai valichi di frontiera, quindi anche al nostro, richiesta accolta con una certa irritazione dal governo Meloni e con una serie di perplessità e punti di domanda dall'amministrazione regionale. Sentiamo. Ieri la Commissione europea ha emesso intanto una raccomandazione per i paesi europei che hanno sospeso l'area di Schengen ormai dal 7 ottobre del 2023. È una raccomandazione che però parla di una ripresa graduale e progressiva della libera circolazione. Quindi innanzitutto bisognerà capire cosa vuol dire graduale e progressiva e sicuramente questo non può voler dire una totale riapertura già a partire da quest'estate. Così l'assessore regionale della sicurezza Pierpaolo Roberti sulla richiesta di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere fatta dalla Commissione europea ai Paesi membri. La sospensione di Schengen è stata decisa nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre dello stesso anno, un dispositivo collegato al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Il provvedimento in scadenza l'8 giugno è stato sempre prorogato e, stando a quanto comunicato dal ministro dell'Interno Piantedosi al recente incontro del gruppo Med9 di Rovigno, lo sarebbe stato
fallimento ancora una volta. Questo anche a fronte del recente bilancio snocciolato dallo stesso titolare del Viminale, che ha sottolineato i 648 arresti a seguito dei controlli, tra cui 277 passer, senza contare gli 11.000 stranieri irregolari rintracciati. Sono certo che l'utilità di Schengen c'è stata e lo dimostrano i numeri, il crollo degli arrivi dalla rotta balcanica e l'enorme impennata di arresti e di trafficanti di esseri umani, ma ci sono anche altri effetti positivi che questa sospensione ha avuto. Prima di tutto l'ingente rafforzamento degli uomini assegnati alla Polizia di Frontiera, in particolare alla Polizia di Frontiera di Trieste. Soltanto negli ultimi mesi oltre 60 agenti sono arrivati alla Polizia di Frontiera, e questo ci fa capire che il più tardi possibile, quando Schengen verrà ripristinata totalmente, comunque avremo delle forze in campo per poter svolgere dei controlli di retrovalico. Quello che interessa alle istituzioni e alla Regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente quello di non riavere mai più quei numeri incredibili che abbiamo avuto negli anni passati, che fortunatamente oggi sono un ricordo, ma anzi di lavorare sempre di più perché quei numeri si riducano ancora. I consiglieri regionali di Forza Italia, Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, chiedono a Sandra Savino, attuale coordinatrice regionale, di ricandidarsi al prossimo congresso regionale del partito. Savino, scrivono in una nota, rappresenta un punto di riferimento autorevole per la comunità politica di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, per la sua storia nel Partito Nazionale, per l'apporto costruito negli anni col presidente Berlusconi e per il lavoro svolto al fianco dell'attuale segretario nazionale Antonio Tajani. Avviata dall'ARPA una nuova campagna di monitoraggio continuo dell'inquinamento elettromagnetico. Il primo sito scelto è stato il Ricreatorio Cobolli di Trieste e i dati confermano quelli tranquillizzanti della normale campagna di rilevamento dell'anno scorso. Vediamo. La situazione è ottima, nessuno sforamento in regione, l'anno scorso 2025, 2400 monitoraggi, 0 sforamenti, quindi mi sento di rassicurare tutti, non c'è nessun pericolo di inquinamento elettromagnetico. Parte dal Ricreatorio Cobolli il nuovo progetto dell'ARPA dedicato al monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase, con focus particolare sull'evoluzione delle reti di telefonia mobile e 5G. L'occasione ha segnato il completamento del primo ciclo di rilievi con il ritiro della stazione di monitoraggio che ha inaugurato la campagna regionale, e i risultati sono tranquillizzanti. Adesso abbiamo un progetto nuovo che ho finanziato per mettere le centraline fisse e non a spot, e quindi noi avremo, in questo caso finisce quasi un mese di sperimentazione qui al Cobolli di Trieste, di Cratorio, in cui in un posto fragile, dove sono bambini, anziani che fanno ginnastica la mattina, bambini che pomeriggio che giocano e strutture ospedaliere qua vicino, si fa in continuo per verificare che tutti i 2400 monitoraggi che abbiamo fatto l'anno scorso siano ulteriormente garantiti. A fronte di 2400 misurazioni comunque puntuali che facciamo ogni anno, quindi circa 10 al giorno, abbiamo aggiunto anche monitorazione in continuo per circa un mesetto. La prima è qua a Trieste e ci conferma quelle che sono le nostre attività di prevenzione. Non ci sono problematiche, i valori sono molto bassi, veramente un ordine di grandezza sotto i limiti di legge, e questo ci fa stare sereni. Tutti i dati raccolti nel corso di questo nuovo progetto regionale saranno progressivamente elaborati in report tecnici e resi disponibili in formato digitale. Ci saranno altre postazioni? Sì, ne abbiamo 5 fisse, ovviamente stanno circa un mese l'una e quindi verranno utilizzate alla massima potenzialità del lavoro delle centraline per questo progetto, che per noi è importantissimo dare serenità, perché quando si conosce la situazione io credo che tutti siamo più sereni. Regione al lavoro per introdurre nella prossima legge di assestamento una misura sperimentale di esenzione o riduzione dei costi per le prestazioni sanitarie legate alla fibromialgia. L'obiettivo è offrire un sostegno economico concreto proporzionale alla gravità delle malattie ed è trasformare questa iniziativa pionieristica in una soluzione strutturale per il futuro. Lo ha annunciato oggi a Trieste l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi nel corso del convegno conclusivo della campagna di sensibilizzazione Liberi di Essere, dedicata alla fibromialgia e promossa dall'Associazione Giuliana Malati Reumatici con il sostegno della Regione. La misura, come ha specificato l'esponente dell'esecutivo, potrà essere finanziata tramite l'assestamento di bilancio regionale, poiché non ancora coperta dai livelli essenziali di assistenza nazionali.
Siamo allo sport. Giuseppe Daniello si ripresenta come direttore generale della Triestina, illustrando il piano per il risanamento dei conti, la gestione del debito del Rocco e il rilancio del settore giovanile, con l'obiettivo di costruire basi solide per il futuro del club. Sentiamo Bernardo Gulotta. La parola d'ordine scelta da Giuseppe Daniello per inaugurare il suo ritorno in casa triestina nel ruolo di direttore generale e presidente del Consiglio d'amministrazione è stata credibilità. L'ho spiegato questa mattina nel corso della presentazione ufficiale allo Stadio Rocco, alla presenza di Marco Margiotta, socio di maggioranza del gruppo che controlla il club alabardato, tracciando le priorità di una società chiamata a risanare la propria situazione economica e organizzativa. A tal riguardo, sul fronte dei debiti è stata già avviata una procedura negoziata con il supporto di un legale e di un commercialista indipendenti, incaricati di predisporre un piano di rientro. Stando alle informazioni raccolte negli ultimi mesi, una grossa quota economica è stata già versata per coprire il buco di bilancio. Parliamo di circa 12 milioni di euro. Altri 6 dovrebbero chiudere le pendenze, con però anche un credito da riscattare da circa 3 milioni. Per quanto riguarda il Rocco, sono già stati effettuati 4 incontri con il Comune e le istituzioni per affrontare sia le pendenze pregresse sia le condizioni future di utilizzo dell'impianto. È in fase di definizione una fideiussione, un piano di rateizzazione in 6 anni del debito accumulato. Parallelamente prosegue il confronto per individuare una soluzione sostenibile per la permanenza della squadra nello stadio di Valmaura. Stiamo definendo un po' quelli che sono i termini, perché è volontà di tutti far giocare allo stadio Nero Rocco. Ho detto loro, dobbiamo fare un piano sostenibile, che altrimenti si arriverà a firmare una convenzione che l'anno prossimo non può essere pagata, perché un club che è in Serie D con dei ricavi che sono da Serie D non può permettersi quei costi, ma nemmeno in Serie C e nemmeno in Serie B. Riguardo al campionato di Serie D, Daniello ha assicurato che la prima squadra sarà competitiva e che il budget previsto è adeguato agli obiettivi, che non dovranno vivere l'ossessione di una promozione immediata, ma quella di un percorso virtuoso. La squadra che non deve vincere nessun campionato per forza in 1 anno, in 2 anni, 3 anni, sul limite, ma deve essere una squadra, deve essere la Triestina, cioè una squadra competitiva. Competitiva significa degna del nome che questo club porta, in termini di storicità, di blasone, di stadio, di città, di tutto. Poi sarete voi, quindi saranno loro i titolari del marchio, voi tifosi, a dirci: vi siete rimeritati il marchio. Quindi noi non chiederemo niente. Io non ho detto, vabbè, rientro io, allora che facciamo? Il marchio lo riprendiamo? No, dobbiamo meritarlo. In merito alle scadenze federali del 16 giugno, il dirigente ha invitato alla tranquillità, garantendo che la società onorerà tutti gli impegni richiesti. Quanto all'inchiesta della Guardia di Finanza, la Triestina ribadisce e conferma la massima collaborazione con gli investigatori. E parola d'ordine credibilità, così il direttore generale della Triestina Giuseppe Daniello, nel corso della sua presentazione alla stampa, alla presenza del socio di maggioranza del club Marco Margiotta. Daniello ha parlato di presente e futuro, fra l'annuncio del futuro direttore sportivo che sarà ufficializzato a giorni e la situazione organizzativa del club. Giuseppe Daniello torna alla Triestina, il ruolo di direttore generale. Oggi in conferenza stampa avete parlato di tanti aspetti legati al futuro del club, alle motivazioni che l'hanno spinta nuovamente a tornare a Trieste. Un termine che è rimasto secondo me come linea guida di questa conferenza stampa è ritornare a dare credibilità a questa società, riconquistando il tifo, riconquistando anche, gioco forse, il marchio. Quindi ci sono tanti aspetti che guardano al futuro e non guardano al passato. Assolutamente sì, la parola d'ordine attuale deve essere quella: riacquisire la credibilità nei confronti dell'ambiente, per ambiente inteso come tifoseria, istituzioni politiche, istituzioni calcistiche, tutto quello, il mondo che abbraccia insomma, il club e la Triestina. Quindi credibilità dalla scelta del direttore sportivo a quella che poi sarà concatenata dalla scelta dell'allenatore, deve avere questo identikit, credibilità intesa come non proclami ma fatti, perché sappiamo tutti che il club negli ultimi 3 anni è stato fortemente ferito dalle ultime gestioni, quindi non merita questo tipo di azione. Quindi il nostro impegno, la nostra volontà è appunto quello di acquisire quella credibilità e portare di nuovo questo club nelle categorie, ma più che altro nelle considerazioni che merita. Ecco, ha detto che per queste figure, direttore sportivo e allenatore, si sta stringendo, c'è una rosa di nomi, più o meno
alla fine della prossima settimana potremmo dire che saranno ufficializzati queste figure? Assolutamente sì, come ho detto in conferenza, come penso sia logico, una casa deve essere costruita dalle fondamenta, quindi deve essere prima individuato come abbiamo individuato così, racchiudendo questo cerchio di papabili a 4-5 nominativi. Ovviamente come da buona famiglia che si rispetti, questa scelta la condividiamo insieme al board dove siamo 4 persone, perché io anche nei limiti delle mie deleghe vorrei sempre condividere queste scelte che sono strategiche e sono importanti, sempre tenendo presente quella credibilità che dobbiamo portare davanti a tutto. Quindi nella prossima settimana ci auspichiamo che il primo tassello che sblocchi poi anche quella dell'allenatore della squadra, quindi il primo tassello tecnico, il capo dell'area tecnica, venga individuato e venga ufficializzato. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi. Contrasto alla povertà e fragilità sociale. La Fondazione CR Trieste rinnova il proprio impegno nei 2 ambiti con l'attivazione di 2 bandi specifici. La Fondazione CR Trieste rinnova il proprio impegno nel contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, pubblicati 2 nuovi bandi, rafforzando così le iniziative dedicate al contrasto della povertà e alla fragilità sociale. Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 500.000 euro, ripartiti equamente 250.000 euro per ciascuno. Il primo è il bando per il contrasto alla povertà, volto alla realizzazione di interventi e misure di contrasto alla povertà in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile numero 1 e 2 dell'Agenda 2030. Il bando per il contrasto alla fragilità sociale è il secondo, volto alla realizzazione di interventi e misure di contrasto alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione sociolavorativa e integrazione degli immigrati. Possono partecipare ai bandi gli enti, le realtà associative senza scopo di lucro, attivi nel settore del volontariato, nonché le aziende pubbliche di servizi alla persona operanti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste, che intendono realizzare interventi da avviare successivamente alla comunicazione dell'esito del bando, indicativamente nel prossimo mese di settembre, da concludersi entro il 31/12/2027. Ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta per ciascun bando. Le domande, redatte sull'apposito modello disponibile sul sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi, dovranno essere corredate della documentazione richiesta, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente e presentate entro le ore 12 di mercoledì 15 luglio 2026. Raffica di foto e avvistamenti di tartarughe in Golfo dopo l'appello lanciato alcuni giorni fa dai biologi dell'area marina protetta di Miramare circa un esemplare in difficoltà al largo di Grado. Vediamo. Una tartaruga in difficoltà, se avvistata segnalarlo all'area marina protetta di Miramare. È stato raccolto da decine di diportisti, sub e curiosi l'appello lanciato la settimana scorsa dai biologi marini di Trieste che durante un monitoraggio al largo di Grado hanno avvistato il piccolo esemplare di caretta caretta che potete osservare nel video. Si tratta di un giovane di 30-40 cm in apparente condizione di difficoltà, con il carapace fortemente colonizzato da balani ed altri organismi. L'animale procedeva lento, riuscendo in modo precario a scendere in profondità. Viste le condizioni in cui versava la tartaruga, gli esperti hanno chiesto a tutti coloro che frequentano il Golfo di Trieste di aguzzare la vista e segnalare possibili avvistamenti per poter avviare l'eventuale protocollo di intervento. All'appello sono seguite numerose segnalazioni con foto di tartarughe morte a largo o spiaggiate. Dagli scatti inviati però nessuna corrispondeva con quella ricercata, tutte troppo grandi o con concrezioni sul carapace diverse. Una risposta alla richiesta dei ricercatori che testimonia però la grande attenzione sul tema, con l'invito a continuare ad inviare i potenziali avvistamenti tramite social agli indirizzi dell'area marina protetta di Miramare. Presentata oggi in anteprima al Teatro Bobbio la nuova stagione della Contrada, tanti eventi speciali, 12 spettacoli all'insegna della commedia e dell'attualità. Vediamo.
Non ha ancora archiviato i festeggiamenti per i 50 anni d'attività, ma la Contrada pensa già alla prossima stagione. Il ricco cartellone principale, presentato in anteprima oggi al Teatro Bobbio, prevede 12 spettacoli, di cui 5 sono produzioni originali Contrada, ai quali si affiancheranno numerosi fuori abbonamento ed eventi speciali. Di questi solo una parte è stata svelata, mentre l'offerta completa della stagione, intitolata Facce Toste, sarà rivelata il prossimo 1° settembre. Ma c'è già attesa per l'apertura della stagione dall'8 al 25 ottobre con la produzione di casa Ocio alla Debegnac con Ariella Reggio e scritta da Davide Calabrese. Si chiama Ocio alla Debegnac, ma Ocio veramente, perché vedremo che non c'entra molto la Debegnac, ma c'entra, diciamo, una lotta all'ultimo sangue, naturalmente una lotta psicologica fra due grandi interpreti che sono Ariella Reggio e Marzia Postogna, con tutto il resto della nostra compagnia, per il possesso di un luogo, vedremo. E poi oltre a questo il tema femminile è molto presente in questa campagna abbonamenti, in cui gli spettacoli sono incentrati sulle figure femminili, ad esempio Scandalo con Anna Valle o La Bisbetica Domata, che invece è una nostra produzione con la Sandrelli. A proposito di questo, molte sono le produzioni, anche una nuovissima che ha come protagonista Claudio Gregori, Facce Toste, come avevo detto nel nostro claim, proprio a dire che sono facce che si imprimono nella mente e nello sguardo e che potremo vedere qui sul palco del nostro Teatro Bobbio. La novità di quest'anno è la possibilità di riconfermare i turni fissi già a partire da giugno, ottenendo un esclusivo vantaggio, un biglietto a soli €3 per uno tra gli eventi speciali. Dal 21 al 25 settembre parte la vendita dei nuovi abbonamenti, poi le prenotazioni dei turni liberi e la prevendita, il tutto senza ritocchi ai prezzi della passata stagione. A un anno dalla scomparsa di Adriana Fighting Knetz, morta a causa delle complicanze di una rarissima forma di tumore maligno che aveva colpito il cuore, è stata assegnata la prima borsa di studio a lei intitolata. La vincitrice, la dottoressa Laura Manfrin, specializzanda in cardiologia per la professionalità e umanità nei rapporti con i pazienti e per il progetto relativo proprio ai malati neoplastici trattati con pericardiocentesi. L'iniziativa è stata promossa dal marito di Adriana, Alessio Knetz, insieme ai figli Roberto e Riccardo, in collaborazione col Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare di Asuggi dell'Università di Trieste, diretto dal professor Gianfranco Sinagra, e con l'Associazione Amici del Cuore, presieduta da Rodolfo Edera. Proprio per la loro eccezionale rarità, sottolinea il professor Sinagra, la ricerca e la formazione specialistica assumono un ruolo fondamentale per migliorare la conoscenza di queste malattie e le probabilità e possibilità di cura. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e l'assessore allo sport Elisa Lodi hanno conferito questo pomeriggio in Salotto Azzurro un riconoscimento ad Alessandra Tommasini, ex docente di educazione fisica triestina, rimasta tetraplegica dopo essere stata travolta da un'auto in via Svevo nell'agosto del 2020. Tommasini, dopo la lunga riabilitazione, si è avvicinata al nuoto paralimpico, conquistando 3 medaglie d'argento alle gare valevoli per le Para Swimming World Series Italia e per i campionati italiani assoluti invernali. L'incontro è stato particolarmente toccante, lo vedete nelle immagini. L'atleta paralimpica ha raccontato la sua storia, dall'incidente alla ripresa della pratica dell'attività sportiva. Il sindaco ha quindi consegnato la medaglia e la pergamena con la seguente motivazione: ad Alessandra Tommasini, con le più sentite congratulazioni, con grande stima per la tenacia e abnegazione dimostrate nell'avvicinarsi allo sport nonostante il grave incidente subito, ottenendo notevoli successi nel nuoto paralimpico. Torna BioEst, la fiera dei prodotti naturali e biologici, sabato 6 e domenica 7 giugno nel Parco di San Giovanni a Trieste. Vediamo. BioEst torna sabato 6 e domenica 7 giugno nel Parco di San Giovanni a Trieste, la tradizionale fiera dei prodotti naturali e del biologico delle associazioni ambientaliste e culturali e del volontariato a ingresso libero, giunta alla 34esima edizione. 1 a 2 giorni di spettacoli teatrali, musica, animazione per i più piccoli, laboratori creativi, dibattiti e conferenze con la presenza di più di 100 espositori che faranno conoscere, provare e condividere i propri prodotti selezionati ed ecosolidali, alimentari, di biocosmesi, fitocosmesi, per il benessere e la salute o di finanza etica. 6-7 giugno nel Parco di San Giovanni, BioEst, 34esima edizione, tante novità, una festa da
vivere tutto il giorno insieme a noi, dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Novità quest'anno: abbiamo un'artigiana, una produttrice di scarpe con fibre naturali, quindi potremmo avere le scarpe fatte di buccia d'arancia oppure di petali di rosa, un elemento molto romantico ma anche poco costoso. Poi tra i vari artisti che si succederanno abbiamo teatranti o qualche musicante, ma soprattutto avremo la possibilità di sentire la musica con le piante attraverso un apparecchio che raccoglie gli stimoli della pianta. Alcuni musicisti canteranno e suoneranno e ci faranno sentire come suonano le piante nel parco. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.